Ed ora il quarto appuntamento con il PD San Donatese e la dottoressa Francesca Zottis. Siamo nella sede del Partito Democratico qui a San Donà di Piave con la dottoressa Francesca Zottis. Buongiorno. Buongiorno, oggi parliamo di sanità e di sociale. Qual è la vostra proposta a livello sanitario? Allora, a livello sanitario da un po' di tempo dagli ultimi anni, insomma, che stiamo lavorando per affermare di puntare su un unico polo ospedaliero, meglio un unico ospedale però su 3 poli ospedalieri, che significa una gestione unica però che si dirama su una specializzazione strutturale logica, nel senso che ogni polo ospedaliero, San Donà, Jesolo, Portogruaro, dovrebbe avere comunque delle specializzazioni puntuali in modo da non disperdere quelle che sono le risorse che attualmente invece si disperdono in 4 poli ospedalieri, perché attualmente abbiamo comunque 2 a San Donà, Casa di Cura e Ospedale, Jesolo e Portogruaro. E poi creare anche quella che è una rete di area, cioè cercare di integrare comunque l'aspetto sanitario a quelli che sono dei servizi collegati, come per esempio la necessità del trasporto pubblico. Qual è il vantaggio per i cittadini nel collegare tutti questi 3 poli e quindi una struttura, diciamo, unica? Beh, il vantaggio è quello di avere una maggiore qualità in termini di servizi e soprattutto una maggiore tempestività anche, quindi dei servizi più veloci e poi nello stesso tempo riuscire comunque ad avere la garanzia di essere curati bene, che credo che siano i 2 elementi principe su cui poi uno sceglie dove andarsi a curare. Nei quotidiani, nelle ultime 2 settimane, abbiamo letto alcuni problemi appunto anche a livello strutturale nell'ospedale, il problema delle fughe. Sì, il problema delle fughe è un problema ormai di anni e anni e è dovuto comunque agli elementi che dicevo prima, soprattutto noi rileviamo il problema in termini di diagnostica, quindi quello su cui bisognerebbe intervenire è, per quanto riguarda la diagnostica, di dare velocemente questa possibilità. Parliamo del sociale. A livello sociale cosa proponete? Quali sono i problemi che avete riscontrato nell'ultimo periodo? I problemi nell'ultimo periodo, al di là di una questione dei tagli lineari che sono stati fatti a tutti i livelli, è proprio il fatto che comunque stanno venendo meno i servizi alla persona, come per esempio per quanto riguarda San Donà la difficoltà di dare il trasporto per quanto riguarda i bambini disabili, quindi una minore attenzione, minori investimenti a quelli che sono dei problemi primari che servono comunque per sollevare la vita delle persone. Secondo noi ben dice anche comunque il piano poi sociosanitario, pur non essendo concorde su tutto, comunque sul fatto di cercare di mettere in rete anche i diversi comuni per riuscire a garantire i servizi sociali. Si propone che i comuni con meno di 35.000 abitanti vengano gestiti come un'associazione fra comuni. Questo potrebbe garantire di fare comunque delle economie di scala sui servizi e nello stesso tempo di garantire una maggiore qualità. Questo implica però una volontà politica di mettersi in rete tra i diversi comuni, come per esempio, anche se non tutti sono sotto i 35.000 abitanti come San Donà, potrebbe essere la città del Piave, ma questa volontà politica, ahimè, spesso manca e lo vediamo anche in questo territorio. Dottoressa, la ringraziamo e noi ci rivediamo per un prossimo appuntamento con il Partito Democratico qui a San Donà di Piave. Grazie.